Qui a Castellaro c'è un esperimento molto forte, nel senso che abbiamo riunito 5 borghi che hanno il titolo di borgo più bello d'Italia, del Mantovano, ognuno di loro uno spazio preciso che gestisce in modo personalizzato, quindi ci sono installazioni con costumi storici, un pittore che dipinge in vivo, decorazioni floreali, piccoli assaggi enogastronomici e anche un piccolo punto informativo. Qual è lo scopo? Ciascuno si deve presentare al meglio e la gara, la sfida è proprio questa. Il pubblico entrando nella visita del borgo troverà queste realtà, le vede, le giudica, alla fine può indicare qual è quella preferita, quindi è una sfida molto così sulla bellezza e sulla qualità della propria presentazione, e alla fine avremo anche poi il vincitore, il borgo più votato dal pubblico. Al di là del valore artistico delle rappresentazioni e delle coreografie, ha qualcosa di particolare, quindi coinvolge un po' tutti i borghi più belli del Mantovano. Quindi noi siamo lieti di essere i primi che fa questa manifestazione. Castellaro poi di per sé ha un'ambientazione particolare, credo che si adatti benissimo a manifestazioni di questo genere. L'idea è proprio questa, no? Questo spettacolo deve essere un po' itinerante, quindi spostarsi un attimino in tutti i borghi che fanno parte di questa associazione Borghi più belli d'Italia. Sicuramente la sinergia tra i diversi borghi più belli d'Italia mantovani ci deve essere. È un primo momento dove abbiamo cominciato a lavorare insieme, abbiamo già probabilmente a breve ci sarà un tavolo di lavoro proprio per poter anche valorizzare sempre di più quello che di bello abbiamo, anche soprattutto su un progetto che adesso è a livello embrionale comune, per poter accedere anche a finanziamenti non solo regionali ma soprattutto europei. Questo secondo me rappresenta un valore aggiunto per tutte le nostre comunità e a maggior ragione siamo contenti il prossimo anno di ospitare questa manifestazione nel nostro meraviglioso comune.